eccoci tornati in diretta radiofonica, siamo sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e adesso ci colleghiamo con la professoressa Caterina Luisa De Caro, è una professoressa di filosofia, storia in un liceo e il tema di oggi è un tema, come avevo anticipato prima, un tema non poco indifferente e tratterà certezze e fantasie sullo scenario pre e post unitario, quando la storia batte la propaganda pubblicitaria della finta controinformazione. Ne sentiremo delle belle da ragionarsi sopra. In primis ringraziamo anche Rosanna col canale La Forza dell'Amore, perché questa registrazione, diciamo, non sono interviste ma sono chiacchierate, che adesso mi sfugge anche l'aggettivo che mi ero preparato, devo imparare a scriverlo, perché sono riflessioni, punti che servono a noi anche per, diciamo, smuovere un po' di polvere che abbiamo. Come dicevo comunque, ringraziamo Rosanna perché questa registrazione verrà poi postata sul canale Telegram La Forza dell'Amore e anche sul canale YouTube La Forza dell'Amore. Quindi Caterina carissima, buona giornata. Buongiorno a tutti, buona domenica e che sia una giornata piena di sole. Qui sì, c'è il sole, ma che sia il sole dentro di noi, giustamente. In tutti i sensi, sì. Anche perché non c'è cosa più vitale del sole, quindi vediamoci questo. Bene, ho anticipato un attimino il tema, o l'argomento che dico è bello, come si può dire, impegnativo, dico io. Allora, perché abbiamo scelto questo argomento, lo dobbiamo dire però, sì. Perché vediamo che questi mass media hanno preso il potere su tutto quello che è l'informazione e se andavano o partivano come voler raccontare la verità che in qualche modo non viene messa in luce, poi sono finiti per essere una forma di incanalamento e di trasformazione di quelle realtà che, seppur tangibili, finiscono attraverso questi attori strumentali a divenire qualcos'altro, addirittura diffondono, disprezzano e in qualche modo umiliano quelle che sono anche delle verità conquistate dopo secoli di lotte. Basta pensare a Giordano Bruno, uno per tutti, ma cito lui perché è il più conosciuto, ne potrei citare a centinaia. E per cui abbiamo insistito su questo, perché come giustamente ha rivelato una giornalista molto seria che io stimo molto sul canale Bubble, in molte di queste situazioni hanno finito per creare delle sette cognitive. Cosa significa? Persone che credono come se si rivolgessero a dei guru, ad informatori che tutto fanno invece che informare. Siamo partiti su una realtà che era la più semplice di tutta, perché di questo Luciano avevamo parlato, no? Qualcosa che coinvolga, che ci faccia rendere conto che le realtà sono ben diverse da come vengono descritte da certe situazioni e strumentalizzate da certi personaggi. Abbiamo scelto l'Unità d'Italia perché più o meno è quella che studiamo dalle elementari in poi, anche se non approfonditamente, e lì andiamo a dimostrare la differenza tra chi fa storia e chi fa informazione senza, ma non è un di negro, assolutamente no, si nutre di alcune informazioni per fare invece propaganda e disinformazione. E quindi era questa la motivazione da cui eravamo partiti, scegliere un argomento che fosse cardine e poi su quello roteare al fine di far comprendere come si possono manipolare le coscienze anche su fatti determinati, deterministici e ben conosciuti. Allora, se vuoi facciamo, come hai detto ben tu, una bella conversazione. Vuoi iniziare tu a fare qualche domanda? Dimmi tu, come vuoi. Beh, in primis, allora vorrei agganciarmi, visto che nell'almanacco di questa mattina c'era ricordo di Giacomo Leopardi, che appunto è nato in questo giorno ed è mancato, se non vado errato, prima dell'Unità d'Italia. Quindi lui era ancora a Napoli nel Regno delle Due Sicilie. E quindi di conseguenza questa Unità d'Italia che diciamo lasciamo dei punti interrogativi
perché ormai c'è e quindi ci siamo. Però, Guarda, ecco, parliamo di Giacomo Leopardi come viene raccontato e come è in realtà, ti va? perfetto. Così? Sì, E sì, poi se sì. vuoi ci agganciamo anche all'Unità d'Italia. Allora, intanto ci viene raccontato sempre il gobbo maledetto, quello triste, quello depresso, quello che in qualche modo ha a che vedere e ha rovinato la vita a tante centinaia di studenti in prossimità degli esami di maturità, perché viene sempre visto come un disperato, uno che in qualche modo non ha nulla a che vedere con la gioventù, la bellezza, la felicità e quant'altro, anzi addirittura il De Santis, che è stato un grandissimo, almeno per me, critico letterario, l'ha paragonato a Schopenhauer, quindi immagina che bel incontro, no? Quello che in tutti i campi della filosofia viene visto come veramente l'uomo più pessimista. E allora già questo poveraccio a Sì, Leopardi gli ha bisognerebbe avere portato... in tasca, diciamo, il famoso peperoncino quando li senti nominare tutti e due. Ah, vabbè, no, no, guarda, O non è no? così, per questo ti dico, No, vedi, no, no. vedi come in qualche modo anche noi siamo asserviti a un Sì, certo modo di pensare. Allora, intanto c'è da dire questo, che Leopardi vive, come tutti sanno, a Recanati, che era un borgo, però era un borgo un po' particolare perché era nel regno del Vaticano e quindi è sempre stato sotto la Chiesa, non ha avuto, diciamo, grandi scompensi a livello politico perché tranne l'avanzata di Napoleone che ha cambiato veramente l'assetto degli stati italiani e questo ce lo dimentichiamo sempre, Recanati ha avuto il suo bel borgo natio, come lo definiva Leopardi. Scusa se vado a braccio, ma non ero preparata su questa cosa di Leopardi, quindi tiro fuori tutte le mie reminiscenze culturali. E ti stavo dicendo che cosa avviene? Che questo ragazzino ha la fortuna di incontrare o di nascere in una famiglia molto particolare che nei libri di antologia viene sempre rappresentato sto padre burbero, chiuso nei suoi studi, quasi come se vivesse in una bolla tutta fuori dal contesto reale, e la madre è ancora più burbera perché pensava di salvaguardare quello che era il patrimonio familiare. Ecco, la realtà vera, se noi la andassimo a scrutare fino in fondo, è che quel Monaldo intanto era stato un istitutore e quindi un rappresentante dello Stato della Chiesa, quindi non era proprio uno che viveva nella bolla. Aveva vissuto il periodo napoleonico e quindi aveva visto il degrado di quello che aveva portato il periodo napoleonico per quello che riguardava lo Stato della Chiesa. Ricordiamoci che Napoleone arriva in Italia completamente sconvolgendo i piani culturali e politici dell'Italia e portando via tutto quello che era di positivo in Italia, a cominciare dai quadri, le sculture, i documenti e quant'altro, cioè ha fatto tabula rasa di tutto quello che in qualche modo rappresentava la cultura. Tant'è vero che durante poi i trattati di pace del 1814 farsi restituire i capolavori è stato bello duro e lì c'è voluta una diplomazia non indifferente. Dico questo perché di solito invece noi dedichiamo a Napoleone e diciamo, al suo periodo un elogio, addirittura piazze, strade e quant'altro, senza renderci conto che quello tutto voleva nell'Italia che portare pace, amore e carità. Ricordati che aveva diviso il regno in 7 stati per i 7 fratelli che lui aveva, quindi già questo ti comporta che non aveva una visione molto parentale, diciamo. democratica. Quindi quando Leopardi cresce e cresce in una casa molto colta, con una bella biblioteca, ricordiamoci che siamo in un periodo in cui sì, è vero, i libri venivano stampati, ma non costavano poco. E quindi il padre, che era veramente una persona dotta, lo educa e lo fa educare da bravissimi istitutori. La fortuna di Leopardi è che ha una grande intelligenza, è un ragazzino molto curioso e è anche molto sensibile. Diciamo che questo aspetto al padre non piaceva moltissimo e comincia a frequentare un circolo di intellettuali. Chi ha visto il film su Leopardi se ne rende ben conto, ma lì viene solo tracciato, ma diciamo la realtà è diversa. Il padre aveva idee politiche completamente opposte a quelle del figlio, perché il padre aveva idee che appoggiavano e rivedevano noi diremmo reazionarie, no? Conservatrici, in quanto vedevano nello Stato della Chiesa e nella sua struttura la conservazione dell'aspetto umano. Il figlio invece aveva una visione, noi diremmo quasi illuminista,
per non dire nomi e citare persone, ma chi è sveglio comprende, e in questo il padre ne soffriva perché vedeva in questo ragazzo un interesse per quella politica che secondo lui avrebbe portato a mettere in discussione i capisaldi della politica su cui aveva creato la sua struttura. Quindi da questo la fuga di Giacomo dal borgo natio, prima se ne va a Roma e poi se ne va a Napoli, e qui siamo arrivati, diciamo, ad il legame con il titolo che abbiamo dato alla nostra conversazione. Perché va a Napoli? Qualcuno dice perché ha incontrato Ranieri, che è stato il suo amico intimo e quello che in qualche modo ha usufruito della sua fama e quant'altro. È vero che a Napoli ha incontrato De Santis, ha incontrato dei grandi intellettuali. De Santis era un ragazzino, quindi è rimasto toccato dall'incontro di Leopardi, e quindi ne ha parlato poi per tanto tempo, portando avanti quella che è la sua struttura e il suo pensiero. Perché Napoli in questo momento dove va Leopardi è una delle nazioni più potenti a livello economico e politico che ci sono nel Mediterraneo. Erano tre le potenze più importanti, erano l'Inghilterra, la Francia e Napoli. Quindi ti rendi conto che se Leopardi ha agito tra il 1800 e il 1830, ti rendi conto che quello è il periodo dei moti, quelli che noi chiamiamo i moti carbonari. Sì. Ti ricordi più o meno, no? E quindi infatti in quel momento Giacomo è talmente tanto intriso di questa volontà rivoluzionaria, come ce lo può avere un ragazzo di 20 anni, perché ricordati che a 20 anni siamo tutti abbiamo il fuoco dentro, incendiari, e poi diventiamo tutti pompieri, no? Questo è lo slogan del mio secolo. E quindi lui, preso dalla foga rivoluzionaria, scrive una poesia bellissima che si chiama All'Italia. È un manifesto politico, cioè l'unico manifesto politico dei moti del 1820 e 21, dove lui prende coscienza che gli italiani sono un popolo un po' strano. E ti ribadisco popolo, non sto parlando di nazione, sto parlando di popolo inteso proprio come penisola, perché dobbiamo ricordarci che mentre noi parliamo di Giacomo Leopardi, parliamo di questi intellettuali, la lingua che loro adoperano è una lingua di elite. Non è una lingua del popolo come lo intendiamo noi. Nell'Ottocento, quando si parla di popolo, si sta parlando di borghesia, non si sta parlando di massa. E questa è la grande differenza tra quello che è l'Ottocento e quello che sarà poi il Novecento, perché nell'Ottocento lui esalta il popolo, ma non sta esaltando il popolino, l'artigiano, il contadino, il fabbro, no, sta esaltando il piccolo borghese, il borghese che vuole una riforma democratica che apra agli interessi che sono prettamente legati ad una fascia sociale, e quindi togliendo di mezzo quella che era l'aristocrazia, l'esercito, cioè i vecchi valori feudali, e secondo lui questo avrebbe comportato un grande travolgimento. A Napoli chiaramente, se noi andassimo a analizzare la politica napoletana, ci accorgeremo che era non reazionaria di più. Perché? Perché i napoletani, o quantomeno lo Stato di Napoli, che era diventato Stato delle Isole Sicilie dopo il 1814, comincia a mettere a frutto delle dinamiche che sono anche di tipo commerciali. Ti ricordo che, tanto per dirtene una, durante la guerra in America di secessione, l'esercito napoletano mandò dei soldati. E quindi la cosa assurda è che questi combattevano in America e invece in Italia l'esercito napoletano non combatteva, perché poi vedremo per quali stratagemmi e quali situazioni. Quindi quando Leopardi arriva a Napoli trova una cultura e un mondo a cui non era preparato, perché ricordati il borgo, poi portato a Roma, dove Roma papalina, quindi questa casta. Chi ha avuto la fortuna di vedere i film di Magni sa benissimo come era strutturata la Roma papalina, quindi con questa gerarchia di prelati e questa, diciamo, aristocrazia legata alle vecchie famiglie patrizie e
ai cardinali, che in qualche modo egemonizzavano tutto. È chiaro che Leopardi non ci si poteva trovare bene in quell'ambiente. Quando si è spostato poi a Napoli ha visto che lì c'era una buona borghesia industriale e un'ottima situazione per quanto riguarda anche gli intellettuali. Non ci dimentichiamo mai che se dovessimo fare un paragone tra quelli che sono gli intellettuali del nord e quelli che sono gli intellettuali del sud, parecchi intellettuali del sud avevano a che fare con Marx, Bakunin. È vero che c'è stato anche Giuseppe Mazzini che ha partecipato alla prima internazionale, ma è vero pure che moltissimi intellettuali del sud, tipo Spaventa, tipo De Santis, cioè tantissimi, hanno cooperato e importato nel sud grandi personaggi tipo Bakunin, Uno per tutti, oppure che ti posso dire, Cafiero, cioè tutto quello che ha trasformato la struttura politica e ideologica e sociale dell'Ottocento, portando la classe dirigente verso quello che era l'interesse europeo. Spero di averti fatto un quadro No, è sintetico. chiarissimo perché diciamo il terzo Stato è sempre rimasto noi sempre i servi della gleba, dico noi nel senso il Allora, popolino, il ecco. quarto Stato, noi Il saremmo il quarto. quarto Stato, tesoro. Il terzo Stato era la borghesia, quindi il popolo. Sì, no. Noi intendi come massa, ok. Il problema grosso è proprio quello, cioè per questo abbiamo parlato di propaganda e contropropaganda, che le masse non hanno mai avuto una cultura scolarizzata, mai. Ce l'hanno sempre avuta una cultura che a livello antropologico, chi ha avuto approcci di antropologia culturale sa che erano molto sapienti. Cioè, che ti posso dire, un contadino, ma il più semplice di tutti, sapeva benissimo come si sarebbe svolto nel corso dell'anno determinati periodi di seminatura, di raccolta o di innesti e quant'altro, perché scrutando le stelle o verificando le posizioni del terreno e del clima, non per niente ancora oggi in alcune giornate noi diciamo se in questo giorno piove l'estate sarà soleggiata, se in quest'altro nevica non arriva la primavera oppure arriva presto. Perché lo diciamo? Perché sono reticenze di una cultura contadina che in qualche modo è rimasta ancora viva. E allora questo ti dimostra che c'è una differenza tra quello che è la cultura e quello che è il sapere, perché la cultura è qualcosa di intriso, non per niente cultura è, come diceva il mio buon professore universitario di antropologia culturale, ha a che vedere con la coltura, cioè la cultura è qualcosa che si coltiva, invece la sapienza è qualcosa che ha a che vedere con l'astrazione di tutto quello che uno ha conosciuto durante il suo percorso, che non ha nulla a che vedere con l'indottrinamento e con la scolarizzazione. Se non sono stata chiara, per favore Lucia dimmelo. No, per me questo è un rinfresco e anche per Marco da Cittadella, il quale scrive: ho sempre amato Leopardi, ascoltarvi parlare di lui è dolce musica alle mie orecchie. Che natura, perché non mi rendi più quello che prometti allora? Ha aggiunto sotto. Allora, Quindi perché possiamo dire a questo signore il profondo significato del mondo leopardiano è tra il principio di realtà, direbbe Freud, e il principio di piacere. Cioè il principio di realtà è vedere le cose in maniera disincantata, come tenta di fare lui. Per questo ti ho detto prima, lo hanno mischiato a Schopenhauer, ma non c'entra assolutamente nulla Schopenhauer con Leopardi. Leopardi è un realista, non un pessimista. Schopenhauer è un pessimista. Realista significa vedere le cose nel loro contesto, con il loro contenuto, affinché in maniera disincantata le riconosciamo. È chiaro che spirito vuole che l'essere umano purtroppo è toccato dalla malattia del sentimento. Ricordiamoci che Leopardi vive il periodo kantiano e quindi il sentimento, l'illuminismo, tutto quello che in qualche modo ha precluso al volersi mettere in discussione attraverso la sensibilità, dove sensibilità significa guardare in maniera estatica il bello, per lui è stato un trauma, e quindi capire che nonostante tutte le sue pulsioni verso la realizzazione della realtà e quindi in maniera oggettiva, sapere che, come dice giustamente Kant nella critica del giudizio,
noi, per quanto possiamo fare, alla fine ci lasciamo vincere dai sentimenti. Il concetto di bello, di giusto, di buono, alla fine sono quelli che prevaricano, anche se sappiamo che alcune cose non lo sono, ci influenzano talmente tanto che ci lasciamo catturare, mettendo da parte quelle che sono poi le nostre convinzioni, le nostre cognizioni su quello che è lo spirito della realtà. E qui è una bella fregatura per noi. Ma no, è umano. È umano, certo, ma dico... E questa è la bellezza di Leopardi, perché ti dice, guarda, la realtà è questa, però tu, fanciullo, che guardi questa realtà, godi di questa esperienza, perché questa esperienza ti farà vedere con occhi disincantati quello che è il mondo. Ed è stupendo. Invece che cosa ti vendono di Leopardi? Mi dispiace che stiamo facendo il discorso su Leopardi, ma tanto stiamo cadendo, come vedi, sempre nella propaganda e contropropaganda. Cioè, cosa ti vendono? Questo qui che è quasi un Pascoli ante litteram, no? Che questo fanciullino che deve sempre rimanere imperbe in situazione di copertura nei confronti della cattività del mondo. No. Leopardi non pensa questo, non lo pensa assolutamente. Infatti anche nello Zibaldone e anche nei suoi scritti, quando decodifica il mondo, cerca di farlo vedere come dei quadretti di realtà, perché quando ti dice, che ne so, la cosa più stupida, la donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole, era vero. Cioè non era una cosa inventata tanto per inventarla, perché era il famoso momento in cui i contadini lasciavano il campo, arrivavano al paese e in qualche modo per loro era il momento del distacco. Raccontarti quel quadretto poi alla fine finisce per darti una posizione morale che non è disincanto e negatività, ma nel dire godi di quello che hai, perché questo che ti sembra essere una cosa futile in realtà è la vera gioia, perché la serenità noi quando ce l'abbiamo? Quando ci stacchiamo da tutti quelli che sono i contenuti disturbanti della nostra esistenza e in qualche modo possiamo vivere in maniera gioiosa, dove gioiosa significa non avere problemi. Credo che lo è per tutti, cioè l'abbiamo vissuta tutti questa esperienza. Anche perché i momenti di gioia durano pochissimo e ed quindi bisogna beneficiarne. Sì, ma non lo dice alla maniera di Schopenhauer, mentre per Schopenhauer il momento di gioia è l'arrivo alla realizzazione di un attimo dove tu hai creato, no, qualcosa nell'attesa e quindi l'hai realizzato. Vedi, per questo ti dico, De Santis ha fatto un danno a Leopardi che nessuno può immaginare, a meno che non lo studi approfonditamente, perché il problema profondo di Leopardi sta proprio in questo. Lo Schopenhauer dice l'attimo del pendolo dove passa tra la noia e il dolore, ma Leopardi non te lo dirà mai una cosa del genere. Ti dirà semplicemente che la serenità è la contemplazione attraverso la quale tu godi delle cose semplici. E non per niente Nietzsche, che è stato un grande stimatore di Leopardi, fa iniziare i suoi libri spesso riprendendo proprio il pensiero Leopardi, purtroppo non citandolo. E quindi questo, diciamo, è la pecca. E guarda caso Nietzsche amava tanto Leopardi ed è un altro che scruta la vita in maniera disincantata. Perché disincantata? Perché va a cercare il nucleo fondante di quello che in qualche modo sorregge la nostra esistenza e ne dà un senso. Che non è semplice. E io, per dire, ricordo anche l'infinito, me la ricordo un pochino, cioè il guardare oltre. Ma vedi, l'infinito è un momento nel quale lui si definisce come persona che riesce a superare i limiti. Non per niente l'infinito di Leopardi di solito viene contrapposto a Merigiale Parolli dove è sorto di Montale, no? Perché Leopardi ti dà una struttura nella quale naufragar è dolce in questo mare. Ed è vero, perché anche noi quando prendiamo questi tablet e in qualche modo perdiamo un sacco di tempo stiamo naufragando perché ci stiamo perdendo, no? Non seguiamo un filo dritto e ci perdiamo chissà quale meandri. Dall'altra parte invece c'è un Montale che risponde: guarda, tutte le domande a cui tu vai cercando un senso ce l'avrai soltanto dopo la
forte, perché queste sono veramente opere attraverso le quali noi realizziamo la nostra esistenza ponendoci domande e basta, perché chi ce l'ha risposta? Non ce la potremo mai avere una seria risposta sulle cose. A me dispiace perché in questo momento stavo pensando alle materie umanistiche, professoresse di storia, di filosofia, letteratura, ora come ora non so neanche io dove vogliono portare i ragazzi, non so se mi è arrivato questo pensiero non bello perché in questo momento storico stiamo vivendo proprio e non abbiamo più certezze, proprio manca qualcosa. Allora, senti Luciano, adesso ti faccio una riflessione un pochino più profonda, non è mia ma merita la signora che citerò di essere veramente ricordata. Nella fine della seconda guerra mondiale una grandissima filosofa esistenzialista che si chiama Hannah Arendt disse che a breve i totalitarismi avrebbero agito destrutturando tutte quelle che erano le certezze anche a livello conoscitivo delle persone per poterle meglio dominare. Allora, tu hai citato quello che viene raccontato, cioè viene raccontato che adesso le materie umanistiche non avranno più senso, però ti faccio io la domanda, se fosse vero, perché si sente il bisogno di riportare il latino alle medie? Rispondimi tu. Tu hai citato questo bisogno di materie umanistiche e letterarie e io ti cito una cosa più semplice. C'è stata l'esigenza di riportare uno studio serio, qual era ai nostri tempi, perché noi abbiamo superato il mezzo secolo e sai benissimo che facevamo latino alle medie. Certo, perché c'era l'esame di latino si faceva anche. tanta analisi logica, si faceva tanto analisi del periodo e poi si passava al latino, ok? Quantomeno alle strutture più semplici del latino. Questo perché? Perché ci si iniziava, così ancora meglio, ad un percorso di logica, cioè il pensiero come logos, il pensiero come struttura psicologica e anche fisica di quello che è un'argomentazione linguistica. Ora, tu ti preoccupi di quello che stanno facendo per come te la raccontano. Io mi preoccupo di quello che ho visto produrre in questi anni di persone che non hanno la minima capacità di leggere e di scrivere e quantomeno di pensare, perché nessuno li ha portati alla riflessione, con la scusa che bisognava innovare una scuola che era tarda e in qualche modo collegata a un mondo che era finito, imponendo e immettendo nella scuola degli strumenti che tutto hanno formato meno che delle menti pensanti. Questo è il male. Allora io mi preoccuperei di questo più che delle materie umanistiche. No, perché il sì, problema era delle materie agganciato umanistiche nel senso che volutamente le stanno, diciamo, sminuendo, anche gli stessi professori, tolto tu, che No, hai una io non mi ci preparazione. metto proprio. Ascolta, gli stessi professori non lo so, perché io frequentando il mondo della scuola so che ci sono persone molto molto serie. Ci sono Sicuramente, anche le persone come in tutte le categorie, perché le trovi nei medici, li trovi negli infermieri, li trovi negli dappertutto. impiegati comunali, cioè Sì, c'è sì, sempre sì, la sì. categoria, quella pessima, che magari ti fa stare 2 ore allo sportello semplicemente perché ha il delirio dell'onnipotenza e deve dimostrare di averci quel minimo Certo. di potere. E quello però, come ben tu sai, è il potere del fallito. Ma siccome la maggior parte di persone fanno questo lavoro con cognizione e con dedizione, perché credimi, a livello economico, e te lo sto dicendo io che sto a un passo dalla pensione, non è che ti apporta tantissimo, ma a livello umano credo di essere una delle persone più realizzate, perché ho potuto contribuire a dare un futuro e questa cosa mi ha reso a me tanto tanto forte, perché mi ha Sicuramente. dato il senso del perché ho vissuto, mi spiego? E quindi ognuno fa una scelta, finita il liceo. Io avevo posto come mia scelta il fatto di dedicarmi agli altri, ma affinché potessi crescere io.
Ho avuto la fortuna, certo è stata dura perché ti sto parlando di un periodo in cui c'erano i concorsi pubblici, cioè, ti ho detto altro secolo, però alla fine, nel momento in cui ho preso la cattedra, avevo una cognizione, una preparazione tale che mi hanno consentito di poter spaziare dai bambini più piccoli all'università e non sentirmi meno o più, ma sentirmi nel posto giusto al momento giusto. E questa cosa è quella che ti gratifica a livello umano. Sì, sono i Penso. talenti che ci portiamo e che sono quelli che ci permettono poi di arrivare anche a completare Perfetto, e la nostra allora vita. come vedi il problema l'abbiamo preso proprio di lato, ma per farti arrivare a fondo. Cioè il problema è questo, cioè cosa vogliamo noi fare dei nostri ragazzi? Se vogliamo creare delle persone indottrinate, allora li continuiamo a mettergli davanti il tablet, gli continuiamo a parlare di slide, gli continuiamo a parlare di nuove metodologie. Se vogliamo invece, come fanno i ricchi, perché adesso parliamone in maniera cruda, tanto me lo posso permettere perché mi auguro che tu non mi censuri in No, questo, no, di sicuro, cioè i anzi, figli dei tutt'altro. ricchi È non una... vanno in scuole tecnologizzate, ma vanno a studiare dai gesuiti. Vanno a studiare nei luoghi in cui lo studio è soprattutto cognizione critica di quello che si sta facendo. E a me questa cosa dà molto fastidio, perché se prendessimo coscienza che stiamo creando noi, avvalorando e dando modo per esempio ai genitori di entrare nelle scuole e quindi di parlare di argomenti che sono completamente digiuni, perché non hanno, senza offendere nessuno, né la preparazione, né la cultura, né gli strumenti didattici per poter affrontare determinate questioni, perché il genitore che ti viene a parlare ti parla del figlio, giustamente, ma io di figli ce n'ho 28, ce n'ho 30 davanti a me e per me sono figli tutti uguali, non è che esiste il figlio di o il padre di. Esiste l'opportunità di dare a tutti i ragazzi la facoltà di affrontare il futuro. E questa è una cosa che un genitore dentro le scuole è un motivo che non accettano mai. Perché nel momento in cui io vado a porre un voto, non è che sto giudicando la tua figura di genitore, quello te la giudichi da solo per l'esperienza che tuo figlio fa nella vita sociale. Perché non credo che quando i carabinieri lo fermeranno perché ha bevuto troppo o ha infranto il codice della strada, gli chiederanno chi è stata la tua professoressa di filosofia, ma gli chiederanno sicuramente quale educazione hanno avuto. Ma sai quante volte ho dovuto dire queste frasi ai genitori? Tu non le immagini neanche. Perché loro vengono dentro le scuole con la presunzione di poter giudicare chi è ingiudicabile, perché la contestualità del figlio va data in rapporto alla classe, non in rapporto alla famiglia. E questo è l'errore madornale che fanno i genitori quando vengono a scuola. La scuola ha un'importanza elevatissima. Io ho letto, non ricordo il preciso, però mi sembra di ricordare che, non so se l'avevo già detto, in Giappone l'unica persona che è esonerata dall'inchinarsi all'imperatore è il professore, è l'insegnante. Ascolta, lo diceva pure Sciascia, ma te l'ho già detto nell'altra puntata, il Ecco. problema non è chi e cosa, il Ma- problema è che ognuno di noi si deve mettere in discussione e spesso quando si entra in questi ambiti si pensa di poter insegnare senza avere l'umiltà di poter confrontare. Per cui quando un genitore viene e ti dice mio figlio, lei come si pone, ha già nella sua La mente presunzione, l'immagine, certo. sì, di poter essere giudicante, giudice di un essere che lui non vede contestualizzato, lui vede decontestualizzato con quello che gli racconta il figlio. Ed è una cosa drammatica, perché è chiaro, da che mondo è mondo lo siamo stati anche noi alunni, abbiamo sempre pensato che c'era qualcuno che ce l'avesse con noi e poi dopo, con l'andare del tempo, ci siamo accorti che quelli che hanno più pungolato erano quelli che poi hanno messo in piedi anche delle strutture che erano traballanti. Certo. Perché lì ci siamo andati a spremere le meningi per cercare di risolvere il problema. E io devo ringraziare anche i miei di professori che in qualche modo, certo, devo ringraziare quelli che mi hanno fatto amare la scuola,
ma anche quelli che in qualche modo mi hanno reso difficoltoso il passaggio, perché mi hanno messo in discussione, perché quella prova era non una prova per il mondo esterno, ma una prova a me per dimostrare a me stessa quanto valessi. Ed è giusto che sia così, perché poi che escano con voti enormi e poi nella vita non sanno affrontare un esame universitario o non sanno affrontare la vita stessa, ma non è un fallimento per la famiglia quello? Per la famiglia sicuramente, ma io penso anche la persona stessa dovrebbe rendersi conto, appunto, non riuscire Ma come fa a rendersi conto se c'è una famiglia che lo difende a spada tratta su quelle che sono le ma nel posizioni percorso della vita indifendibili? poi fai i conti anche con la coscienza, perché arrivi... Ma quale coscienza? Senti, ascolta, mi dispiace che stiamo deviando dal discorso, ma adesso ci torniamo velocemente. Dovrei citarti un grandissimo, per me immenso, un signore che si chiama Hegel, il quale diceva che la coscienza nasce dal momento in cui tu ti confronti col mondo esterno. Ora, il problema grosso da cui noi traiamo, guarda caso, non per niente i mass media ci lavorano, e questa Hannah Arendt proprio di questo diceva, è che la maggior parte di persone vive la propria solitudine, la propria ampolla sociale, proprio una bottiglia come quella del genio maligno, no? Ti immagini quello che si stropina? Sì, Okay? E lì vive isolato dal contesto pensando che quello sia un mondo reale, ma in quel mondo reale tu non vivi, perché sei anestetizzato a tutto quello che ti viene raccontato, tra quello che è la realtà e quello che è la fantasia. Non per niente siamo partiti con il fatto che esistono un sacco di siti che ti raccontano fandonie e che un sacco di persone, purtroppo la massa, ci crede. Ma perché ci crede? Perché sono a bassa scolarizzazione, utilizzano un linguaggio molto semplice, facendogli credere che certe cose più sono semplici e meno sono collegate a quello che è il sistema ufficiale. Il sistema ufficiale, adesso sono molto brutale in questo, utilizza dei termini tecnici perché proprio derivano dal latino, e quindi vuol dire che in maniera sintetica hanno strutturato delle parole che sintetizzano e immettono significati che difficilmente, se non hai le strutture, puoi decodificare. E allora questi tipi di rapporti, questi tipi di nozioni, questi tipi di vogliamo raccontare queste storie, sono delle belle favole mitologiche a cui la persona media di scolarizzazione media, perché hanno una scolarizzazione in genere le persone, pensano di poter arrivare perché parlano il loro linguaggio. Ma pensa che assurdità, e questa cosa non la dico io, pensa l'ha detto nel 1914 un signore che si chiama Edward Bernays, e questo signore era il nipote di Sigmund Freud e ha scritto un capolavoro che si chiama Propaganda. Cioè, questo libro è il primo libro in assoluto che fa vedere come si indottrinano le persone, facendogli credere di poter essere attivamente partecipi ad un cambiamento, mentre invece sono inquadrati, disciplinati a quello che il sistema vuole. Ecco la famosa propaganda. Vedi? Cioè, per questo ti dico, se il sistema vuole che io di Leopardi conosco soltanto il pessimismo, io ripeterò il pessimismo, ma non mi metterò mai in discussione a dire ma sarà vero quello che mi stanno raccontando? Ma per arrivare a dire sarà vero quello che mi stanno raccontando, comunque devi avere delle strutture logiche, come dice Hegel, comunque devi avere una coscienza, ma la coscienza è cultura. Sì. E avere un pensiero critico è ben diverso, effettivamente. Apposta, e per questo ti dico, cioè la scuola può fare questo, la scuola deve fare questo, ma non lo fa se interagiscono dentro la scuola dei campioni di propaganda e di deresponsabilizzazione, perché in qualche modo viene impedito. Se su 200 giorni di scuola 50 giorni di scuola vengono investiti per fare altre attività, e di questa cosa sappiamo noi chi è il genio portante che ha voluto mettere nella scuola delle alternative a quello che è la lezione frontale. Quanta coscienza si è sviluppata secondo te nelle ore di alternativa o di realizzazione al mondo del lavoro? La vedo dura.
Apposta, e a maggior ragione, ti dico, le conseguenze le stiamo pagando, perché c'è una diffusione e una massimizzazione di alcuni sistemi e di alcune ideologie totalitaristiche, perché sono le più semplici, sono sì. quelle, come direbbe Freud, che spingono sull'ipotalamo, ti danno la percezione di essere chiare, logiche e soprattutto realizzano i tuoi sogni. Adesso il tuo sogno qual è? Quello di cacciar via gli stranieri? E allora io ti dico, cacciamo via gli stranieri, e vanno avanti tutte queste persone pensando che cacciando via gli stranieri avremmo chissà che cosa. Io vengo da una terra che da migliaia di anni accoglie ed ha avuto la fortuna di avere dei regnanti così illuminati, non per niente Federico II credo che era lo stupor mundi, non per niente, perché faceva convivere e condividere più aspetti, più religioni e più popoli nello stesso territorio, che non hanno mai creato disuguaglianze. Certo c'erano, perché chiaramente un musulmano è diverso da un cristiano o da un ebreo, però la convivenza era pacifica e ognuno sviluppava i suoi talenti, come li hai chiamati tu, in pace. Ma se uno vuole, questo c'è. Ma perché scoppia la guerra? Perché gli interessi non sono di cultura o di vivere in pace. Gli interessi, come diceva Carlo Marx, sono sempre economici. E quindi averci un nemico, in qualche modo, ti dà una idealizzazione di quello che il tuo problema rappresenta l'altro. E allora il nemico è l'altro. Mi spiego? E caricano su questo, e come? E certo che devono caricare su questo, perché in qualche modo tu sei il bene e investi. Tu pensa quanti soldi sono investiti in magari una manifestazione, non ci pensa mai nessuno. Una manifestazione non è gratis. Una manifestazione ha dei costi. È sponsorizzata da qualcuno e porta benefici a qualcuno, che può essere anche solo a livello politico, perché è una propaganda politica, una manifestazione che in qualche modo inquadra i giovani, sono voti portanti a un certo sistema, e quello è un modo per indottrinare, perché dietro c'è tutto un altro. Certo, io non sto parlando, capiamoci bene, perché le cose vanno dette in onestà, non sto parlando delle manifestazioni fatte a favore di qualcosa che deve essere assolutamente fermato, tipo le violenze contro popoli che sono solo vittime e non hanno fatto niente di male. Mi spiego? Sì, chiarissimo quello, quindi quello che sta succedendo in Medio Oriente lì dovrebbe veramente tutto il popolo scendere in piazza, perché è inammissibile che si tolleri una violenza e una propaganda e una gestazione dei racconti così mal gestita da far evidenziare, soprattutto da chi siamo gestiti noi a livello politico, che non corrisponde alla base, perché io non credo che il popolo italiano condivida pienamente quelle che sono le gestioni politiche. Non credo proprio. E anche capisco benissimo che lì ci si deve muovere come un elefante in una cristalleria, lo comprendo, non è che non ci arrivo a comprenderlo, però capisco pure che ci vuole uno stomaco con un grande pelo per affermare frasi che veramente sono decontestualizzabili. Anche perché uno, vedendo anche le immagini del mainstream, per dire, c'è una sproporzione da una parte all'altra, quindi già stesso la domanda da dovessi porre: com'è possibile, visto che ci sia una distruzione completa da una parte e dall'altra? Torniamo al discorso da cui eravamo partiti dall'unità d'Italia, no? Allora tu pensa soltanto, com'è possibile che noi che siamo in Italia e quindi tutti italiani, mi auguro che siamo tutti italiani nel senso che abitiamo un luogo, Sì, beh, ovvio, poi varie etnie anche non qui. Sappiamo la storia della nostra storia, perché ancora oggi c'è il segreto di Stato sull'unità d'Italia. Tu lo sapevi questa cosa? Che esiste ancora tutt'oggi, siamo nel 2026, no, personalmente no. Un segreto di Stato di un evento che è accaduto nel 1860. Io a grandi linee so che gli inglesi hanno contribuito, hanno permesso ai Savoia di portare avanti e portare a casa tutto quello che c'era nel regno delle due Sicilie,
per quello che ricordo, ecco, perché però so che gli inglesi insomma hanno sempre monopolizzato il nostro nuovo Stato, diciamo, la nuova Unione Italiana, ecco. E adesso io da storica ti devo dire che non è assolutamente vero. Mm. Perché scusami, questo è quello che adesso va, no? Per la maggiore, perché questi propagandatori, io li chiamo propagandatori, in genere ti vai a guardare i loro curriculum, ti accorgi o che fanno gli avvocati, o che fanno i sociologi o psicologi, addirittura non hanno laurea, oppure Ecco, se le anche sono questo prese sul giustamente hai web. ragione. No, Cioè, no, hai non ragione. è vero quello che stai dicendo, nel senso che non è tutto così. Perché noi ci dimentichiamo che nel 1859 quella che noi chiamiamo la seconda guerra di indipendenza in realtà è stata gestita dai francesi. E quindi, cioè, vedi come ci vuole poco a sminuire una persona che No, non stavo ha... parlando io parlavo solamente con il Regno di Napoli, gli inglesi sono intervenuti. Sì, ma tu non sai perché, No, scusami erano se mi intervenuti permetto. perché il Regno di Napoli vendeva lo zolfo agli inglesi. Questo è quello che mi ricordo, posso sbagliarmi oppure... No, no, è tutto vero, però tu stai parlando di una situazione che riguarda la Sicilia. Perché, come ti ho detto prima, il Regno di Napoli viene trasformato nel 1814 in Regno delle Due Sicilie. Sì. E quindi si uniscono due territori che fino ad allora erano stati gestiti in maniera separata, da sempre. Tu pensa addirittura dopo la morte di Federico II, quando c'è la guerra di 20 anni durano i Vespri siciliani, tra francesi e spagnoli, i siciliani appoggiano la fazione degli spagnoli perché erano i discendenti, la figlia era la figlia di Manfredi, aveva sposato il re di Spagna e quindi appoggiano la fazione degli spagnoli. Quindi da sempre i siciliani hanno avuto una contestualità un po' diversa da quella dei napoletani. Quello che stai dicendo tu è avvenuto con l'arrivo in Sicilia di Nelson e dal fatto che il re concesse a Nelson la ducea di Bronte. Ok? Il primo insediamento inglese in Sicilia avviene in questa località. Bronte quindi diventa una ducea inglese, ma ducea vuol dire ducato e quindi assoggettato al re delle Due Sicilie. Invece cosa fanno gli inglesi? Utilizzano questo territorio, giustamente perché si sono sentiti padroni, un po' come fanno altre popolazioni in questo momento, non voglio citarle per non essere cazziata dal web, si sono sentiti padroni e hanno cominciato a fare gli affari loro nel territorio. E come tu hai citato lo zolfo, ma io te ne cito un altro che è il vero motivo dello sbarco a Marsala di Garibaldi, cioè il fatto che il vino portoghese costasse l'ira di Dio. Loro scoprono che in Sicilia il vino era molto più buono del Porto e incominciano a produrre dei vitigni a Marsala. Sì. E quindi quello diventa tutto territorio gestito dagli inglesi. In più una famiglia calabrese nel palermitano comincia a diventare molto molto potente, sono i Florio. Non so se hai mai sentito la questo. marca Florio, Ok. famosissima. E quindi tra il connubio degli inglesi con la famiglia Florio comincia una gestione a livello borghese. Prima parlavamo di popolo, ti ricordi? Sì. E quindi della diversa struttura mentale rispetto alla massa, che in qualche modo riqualificano il territorio, e questa cosa porta molto giovamento economico agli inglesi. Ma riguardo all'unità d'Italia, non è solo degli inglesi la situazione, perché come si sa guardando una cartina geografica, e questa è l'unica cosa che io adesso veramente trovo disdicevole, è il fatto che non ci siano più le cartine geografiche nelle classi, per cui i miei alunni sono stati obbligati a comprarsela perché non si sa per quale motivo la mia preside non ha mai messo a disposizione economiche le cartine geografiche, e loro non sanno nulla perché la geografia non è più studiata come la studiavamo noi. Per cui quando tu gli vai a dire dove sta l'Ucraina, loro non te lo sanno dire dove sta l'Ucraina, come non ti sanno dire dove sono i Balcani, come non ti sanno dire, che ti posso dire per assurdo, dove sta la Scozia.
perché hanno mentalmente queste figure sui tablet, ma poi dimenticano. Invece quando tu memorizzi una fotografia in maniera costante, in qualche modo certe visioni le interiorizzi e quindi ti sai muovere nello spazio-tempo, mi spiego? Sì, 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 chiaro. Ok, allora, tornando alla questione dell'unità d'Italia, perché ti ho citato il 1859? Perché quando Napoleone III stringe gli accordi di Plombier con Cavour, Napoleone e Cavour si erano già divisi l'Italia. Per questo mi sono permessa di fermarti, perché la loro idea era quella di suddividere l'Italia in 3 tronconi, cioè la parte sud se la sarebbero presa i francesi, quindi togliendola agli inglesi, e già capisci che c'è una lotta tra inglesi e francesi. Sì, La parte centrale viene data, sempre secondo questo programma, alla famiglia sempre francese, ma a tutela del Papa. Secondo loro, tu sai cosa significa tutela del Papa, e la parte nord se la sarebbero presa i Savoia. Questo modello non funziona, perché tu sai che ci sono gli accordi a Villafranca con gli austriaci, e quindi questa cosa comporta che i piemontesi si riprendono soltanto la Lombardia rispetto a tutto quello che si sarebbero aspettati. Ma ricordiamoci che tutto questo in Francia comporta una crisi politica ed economica a Napoleone III, che poi lo porteranno al fallimento di Sedan. Quindi immagina che frastuono, perché i francesi che cosa ci volevano avere a che fare con un territorio che non era loro, che non sentivano loro, e che in qualche modo li portava ad averci nemici giurati frontalmente. Ricordati che la prima guerra di indipendenza i Savoia avevano perso la guerra ed erano stati lasciati sul loro sito, cacciando via il re, no? Ti ricordi? Carlo Alberto, al suo posto viene messo Vittorio Emanuele, perché in qualche modo quel territorio avrebbe fatto da cuscinetto tra la Francia e l'Austria. Ora tu immagina se i francesi erano tutti contenti di trovarsi di fronte all'Austria. Mi spiego? E per questo è importante la geografia, e per questo è importante avere le basi. Ecco, io ricordo il famoso quadrilatero che c'entra a Verona. Quello è le 5 giornate di Sì. Milano, stiamo parlando del 48, noi siamo nel 59, ok? E il quadrilatero è quello di Verona, Mantova, Peschiera. Pescaia sì, è quello, Verona. Sono quello il quadrilatero, però stiamo parlando di quelli, sono le 5 giornate di Milano, sono 18 anni prima, ok? E qui siamo invece scusa, ho detto 18, ma in realtà sono 19 anni, quindi non tantissimo, 10 anni, perdona, perché vedi poi mentre parlo con te mi faccio i conteggi. E quei 10 anni hanno comportato lo stato cuscinetto, ok, che impedisse in qualche modo all'Austria di scontrarsi direttamente con la Francia. Quindi ti rendi conto come Cavour ha monopolizzato, e in qualche modo, sfruttando la propaganda e la contropropaganda degli inglesi, perché questo va detto, che Glaston, che è stato uno dei ministri inglesi, ha lavorato in quegli anni proprio per rendere il regno delle 2 Sicilie uno stato, un po' come succede oggi, lo devo dire, mi dispiace, con l'Iran. Che cosa è stato fatto in questi anni? È stata preparata una propaganda dove ci diceva che l'Iran era un paese sottosviluppato, le donne trattate malissimo, questi comandano e quant'altro. Oggi che cosa abbiamo di fronte a noi? Un paese sottosviluppato? Ha messo in ginocchio l'America. Ci rendiamo conto di quello che sto dicendo? Sì. L'Iran, che è stato considerato per decenni uno Stato sottosviluppato, ha a livello di diplomazia, a livello di missilistica, a livello di egemonia, messo in ginocchio Israele e gli Stati Uniti, perché ha dato il là a dimostrazione che quando c'è la cultura vince sulla forza, ma è sempre stato così. Cesare ha vinto su Crasso perché era Cesare e c'aveva cultura. Crasso è andato a conquistare la Persia e si è fatto massacrare. E infatti Cesare col cavolo che va in Persia, cerca di combattere i paesi che in qualche modo gli corrispondevano. Cito la storia antica così non offendiamo nessuno. Così almeno, che però, diciamo,
la storia è ciclica sotto certi aspetti, quindi... La storia è ciclica, ma guarda, ti dimostro quanto è ciclica. Stavo discutendo l'altro giorno con una mia carissima amica, tra altre cose è una persona molto profonda, e gli ho detto, ma è possibile che la gente è così cretina, e mi prendo la responsabilità di questo titolo, quindi chi mi vuole insultare va benissimo, da non fare il confronto tra quello che ha fatto Hitler nel 1936, dal 36 al 39, è quello che sta succedendo in Medio Oriente, uguale, con la scusante di voler prendere territori e salvaguardare i Sudeti e la grande, come la chiamava? La grande Germania. La grande, sì, e la grande Israele. Come la chiamano? La non grande la chiamano Israele. La grande, l'hai detto tu, io non l'ho detto. Sì, ma è quello che è riportato. Ma porca quindi. miseria, ma è possibile che una persona che viene a scuola e dice ma voi non Abbiamo 9 secondi, poi mi parte la pubblicità. Okay, 6 secondi, quindi dopo la pubblicità abbiamo continueremo. Una bella bomba, sappilo. Pubblicità. Ecco, perfetto, è terminato lo spazio radiofonico, pubblicitario e siamo ritornati in diretta qui radiofonica. Caterina, ci sei ancora? Sì? Sì, perfetto. ci sono. Allora, vedi, io sono il tipico esempio di persona comune che ha ricevuto un'educazione di base, diciamo, poi ho preso quella tecnica e quindi nel settore tecnico si fa poca storia, un poco italiano, insomma, perlomeno. Però è sempre un piacere ascoltare perché anch'io, però io ecco, mi pongo sempre, ma sia vero o non sia vero, cioè cerco poi di andare, non sempre non mi è possibile, però cerco di andare a indagare quello che posso. La paura è che nonostante tralasciando i media mainstream, diciamo, ma anche nella controinformazione, non sempre si può avere qualcosa di positivo, di giusto. Però rimane sempre il discorso di avere un pensiero critico che è importante e specialmente adesso con questi nuovi algoritmi e quant'altro diventa però molto più difficile. Tutto lì. Allora ascolta, non è mai stato facile, ma mai stato facile. Tu pensa soltanto che nel 1600 non potevi pubblicare una cosa se la Chiesa in qualche modo non metteva l'imprimatur e non potevi in qualche modo mandare a dire cose semplici come quelle di Galileo, perché vedi, noi abbiamo sempre ricamato, no? Perché questa propagandistica per cui i grandissimi uomini hanno fatto grandi scoperte, e il fatto che Galileo abbia visto la luna e abbia visto i moti e quant'altro, e ci siamo dimenticati che la scuola pitagorica e il mondo greco tutte queste conoscenze già ce l'avevano. Se tu pensi soltanto che i babilonesi e gli assiri avevano sviluppato attraverso le rocce di rocca, come si dice, le pietre di rocca, dei modi per ingrandire e differenziare quelli che erano i pianeti da quelli che erano le stelle. E quindi già questo ti fa capire che non erano proprio digiuni, non per niente la scuola pitagorica, a cui tra le altre cose attingeva anche Galileo, certe conoscenze già ce l'aveva. Il problema era la diffusione di queste idee. Ora, chi ha un minimo di conoscenza per quanto riguarda il mondo storico, e io qui mi batto in quanto mi auguro di aver studiato un pochino quello che è la storia, sa che l'immaginario medievale ha fatto pascere centinaia di migliaia di creduloni su fattori e su esperienze di mondi fantastici che erano al di là del mondo conosciuto. Non per nulla, ti ribadisco, quando Galileo ruba l'idea agli olandesi e crea, cioè prendendo il cannocchiale olandese, crea il telescopio, lui sapeva bene o male dove andava a mirare, non era proprio digiuno, non è che ha fatto la scoperta dell'acqua calda, è che aveva coscienza. Il problema di Galileo è stato quello di voler diffondere alle masse ignoranti, ecco perché c'è stata poi la Biura e quant'altro, delle conoscenze che prima erano soltanto tecniche. Per farti intendere, il mondo dei francescani
è sempre stato vicinissimo al mondo della conoscenza naturale, non per niente i francescani erano degli ottimi scienziati, e Ruggero Bacone e altri personaggi avevano attinto a delle conoscenze così profonde che veramente Galileo ha potuto essere quello che è stato grazie anche a queste conoscenze. Uno per tutti, Cusano, che è stato un grandissimo vescovo, un vescovo conte addirittura, un vescovo guerriero, aveva delle conoscenze di geometria e del spazio molto vicine a quelle di Giordano Bruno e di Galileo, però la persona semplice queste cose non le può sapere, quindi gli si racconta questa cosa, come è arrivato lui e ha scoperto cosa. Mi sto spiegando, ho citato Galileo per essere neutra, No, ma io in effetti mi ci vedo su queste persone qui, perché io appunto ho ricevuto un'istruzione X, ho dei ricordi e di conseguenza poi resto sempre dell'avviso che la storia viene sempre scritta dai vinti, quindi di conseguenza... È un'altra cavolata, non è vera neanche questa cosa, perché se fosse vera però qualcosa... noi non avremmo una visione diversa, poi ti spiegherò. Ecco, anche questo mi farebbe piacere di capire, perché giustamente se io sbaglio determinate cose, ma qualcuno mi dà la possibilità di raddrizzare, io ben volentieri, ci mancherebbe altro. Però torniamo sempre alla fonte. Bisogna andare sempre alla fonte, effettivamente. Se io ti racconto qualcosa che a te fa piacere sentire nel tuo linguaggio e ci metto dentro un fattore mitologico, ok? Che è quasi magico, tu trovi questo piacevole e quindi ci credi. Ma devo andare alla fonte. Allora, il problema è proprio tornare alla fonte, per questo ti dico, se ognuno di noi, tu sei un ottimo tecnico, sicuramente saprai che cos'è un'onda, sicuramente saprai gestire quelle che sono, che ne so, quando uno fa la radio, le varie onde e come gestirle, no? Sì, okay. Diciamo... Io questa cosa non la so fare, perché non la so fare? Perché non è il mio campo e quindi di fronte a te alzo le mani, se avessi bisogno di aggiustare qualcosa di tecnico mi rivolgerei a te, con la fiducia, come tu hai fiducia in questo momento, mi auguro, di quello che ti sto dicendo io e poi criticamente lo vai a riscontrare, perché penso che tu sia non solo preparato, ma aggiornato in quello che è il tuo campo. Mi sto spiegando? Sì, no, è chiarissimo, allora, in effetti è quello la speciazione. Il problema grosso è che la maggior parte di persone confonde la preparazione con l'affabulazione. La preparazione si basa, come dice, io non lo amo molto, però purtroppo questa volta mi tocca citarlo perché dice giusto, si va alla fonte e si va negli schedari e si va nei documenti e si va ricercando continuamente, buttando sangue. La fabulazione è quello che ti racconta, che ti posso dire, io ho letto centinaia di libri, l'ultimo me l'ha prestato una mia amica che molto carinamente mi ha dato 2 libri di 2 pseudostorici, 2, secondo me, per come la vedo io da storica, 2 delinquenti, però siccome la gente non sa la differenza tra quello che è storico e quello che non lo è, questi vendono dei libri fatti con l'intelligenza artificiale e che stampano in una maniera sistematica nel giro di una settimana, 10 giorni e quant'altro, con una serie di banalità, ma proprio banalità, ma come lo fanno? Attraverso un linguaggio semplice, ma che non va a fondo. Non ci può arrivare a fondo, perché per andare a fondo tu, come dice Barbero, devi buttare sangue. E allora, come tu hai buttato sangue nel voler in qualche modo sintonizzarti tutte le onde per ottenere la voce e non il disturbo dato dall'onda quanto in qualche modo va messa a posto, così avviene per lo storico. Lo storico fa il tuo lavoro, soltanto in un altro ambito, non c'è una differenza tra ambito, questo lo fanno le persone piccole, pensare che gli ambiti siano chiusi. Gli ambiti sono tutti aperti, non per niente nel Rinascimento noi avevamo dei geni, perché? Perché il genio è quello che entra in più campi e cerca di ogni campo di trarre il meglio. Un esempio per tutti, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era architetto, era pittore, era geometra, era poeta, era scrittore di favole, era antropologo, era uno che si curava di arte della guerra. Cioè, ti rendi conto quante possibilità ha dato alla sua intelligenza? Sì, anche il questo fatto ragazzo? stesso era un ricercatore, quindi
anche il fatto di scoprire il corpo umano all'interno e quant'altro, dico... Certo, certo, l'anatomia, ma hai ragione tu. Cioè, ricordati che fino ad allora la Chiesa puniva i necromanti, non si poteva toccare il corpo umano. In realtà è una falsità pure questa, raccontiamoci le cose, visto che vuoi sapere la verità. Questa è una falsità perché la Chiesa ha nutrito le sue casse economiche con le reliquie dei santi, e se altro non erano queste reliquie che pezzi di cadavere portati in giro affinché il popolo pagasse per poterle in qualche modo toccare. E non è una forma di necromanzia pure quella? Certo che sì. E quindi, cioè, vedi come in qualche modo, no, ti raccontano una cosa, però tu che hai il cervello ragioni, dici cavolo, se fosse vero che non si potevano toccare e smembrare i cadaveri, perché ci sono pezzi di che ne so, Sant'Antonio, c'è la lingua di Sant'Antonio, la lingua, perfetto, e dall'altra parte ci stanno le dita, e in Portogallo ci sarà un altro pezzo, cioè perché? Quando poi alla fine quando Leonardo comincia a disegnare l'anatomia, lo fa in contrapposizione a quelli che erano i libri di Aristotele, su cui si erano formate decine e decine di medici, perché proprio con la scusante che non si potevano toccare. Ma l'anatomia di Leonardo non era basata sullo studio della fisiologia umana, scusa, ho fatto un lapsus prima, ma erano date dal fatto che lui voleva realizzare nei quadri il meglio. E quindi tutte le posture, tutti i movimenti dei muscoli, vedi come poi tutto torna, cioè lui dalla pittura è risalito all'anatomia e alla struttura del corpo, a come il corpo è parte dell'universo, non per niente l'uomo vitruviano è la realizzazione massima dell'esoterismo, perché c'è la rappresentazione del microcosmo nel macrocosmo, sì. E ti rendi conto di questa grande capacità sintetica e analitica, proprio in quel disegno lì, perché soltanto chi ha grandi capacità culturali. E prima, quando ti dicevo la cultura intesa come umanistica, noi ce la possiamo fare anche leggendo i giornali, Cioè io in questi giorni ho un po' più di tempo, e quindi prima ne leggevo solo 3 di giornali, adesso ne leggo un po' di più, e mi rendo conto quanto dentro i giornali spesso vengono anche riportate pagine culturali di approfondimento su settori su cui io non avevo mai riflettuto. E quindi, cioè, non è che se ti è mancata la cultura scolastica a livello umanistico ti è mancato qualcosa, no, la cultura scolastica ti ha dato la capacità di andare poi da adulto a cercare tu quello che vuoi in qualche modo approfondire. Esistono le librerie per questo, esistono le biblioteche per questo. In effetti la bravura è proprio quella di insegnare, poi andare a cercare quello che ti serve. Certo, bravissimo, è proprio questo, è quello che ti fa la filosofia, cioè perché quel tizio ha detto facciamo tutto un liceo, e vuole portare la filosofia in altri ambiti, tutti a dire scandalo, scandalo, ma il problema è il ragionamento. Quello che manca in questo momento è, ritorno a dire, i nostri figli stanno vivendo in bolle isolate perché in questo modo sono più condizionabili. Perché se io ti vengo a raccontare, come hai detto prima tu, in maniera ingenua ma anche giusta, la storia la fanno i vinti, scusa, ho fatto un lapsus adesso io, i vincitori, tu pensi che dei vinti non sai nulla. Allora, se fosse così, mi spieghi com'è possibile che oggi noi siamo tanto interessati a popoli che in qualche modo hanno lasciato poche tracce e che ci hanno invece reso grandi, tipo gli Etruschi. Ti porto un esempio per tutti. Io abito vicino a Santa Severa, quella che un tempo veniva chiamata Pirgi, dove in questo tempio gli Etruschi lasciarono delle lamine d'oro dove c'era la lingua greca con la lingua etrusca. In base a queste lamine d'oro oggi noi abbiamo decodificato l'etrusco e ci siamo resi conto anche dei viaggi commerciali e delle tratte commerciali che avevano questi popoli, a cui prima non badavamo neanche. Perché quando io studiavo storia, e ti sto parlando del liceo, ma anche dopo, perché ho dato anche esami di storia antica,
cioè non ci raccontavano tutti questi scambi culturali e commerciali tra i siracusani, tra i greci, tra i pelagi, tra i sicani, per esempio. Io ho fatto un libro sui sicani, e quindi Anche i sardi, ci sembra sempre che siano Sardana. popoli avulsi. Scusa, non ho capito. No, dicevo anche il popolo sardo, gli Sardana. Sì, ma sono sempre lo stesso popolo. Guarda, e siamo noi che vogliamo per forza in qualche modo, vedi come siamo ridicoli? Siamo ridicoli, e soprattutto abbiamo la nostra limitatezza, la importiamo. Cioè quelli erano popoli del mare. Poi ognuno li chiama come vuole, ma erano comunque popoli Sì, del sì. mare ed Stesso erano dicasi i comunque Fenici commerciali. e quant'altri, quindi. Perché guarda, tu hai citato i sardi, no? Mm. I sardi avevano commerci con gli egiziani. I sardi avevano i commerci con i turchi, un pensiero per tutti. Parmenide, che la sua famiglia veniva dalla Turchia, si era posizionata aspetta, scusami che ho in questo momento in Corsica, ad Ajaccio, dall'altra parte di Ajaccio, perdona, quindi avevano creato una comunità greca lì, e poi da lì si erano spostati a Veia, e Parmenide è Parmenide. Cioè non è che si sentiva sardo o si sentiva turco. No, tutt'altro, anche perché anche su certi geroglifici Per questo vengono... la dobbiamo pure smettere con queste categorie mentali: sono meglio i sardi, sono meglio i siciliani, cioè quelli non gliene poteva fregare di niente della Sardegna, della Sicilia e di quant'altro, perché la loro fusione era quella di entrare in contatto con i popoli e acquisire delle conoscenze tecnologiche e anche culturali che in qualche modo gli consentisse di vivere bene. Certo. E mi spiace di essere molto polemica in questo, però vorrei anche che la gente si svegliasse, perché questo campanilismo dove questa cosa avveniva qua e non avveniva là, ma che ne sai? Cioè veramente tanto di cappello alla Maria Gincudas, che ha visto questi popoli migranti disporsi nel Mediterraneo e creare delle comunità che avevano una radice comune, veramente tanto, cioè meglio questo tipo di studio piuttosto che quello che dice vedi, noi avevamo, cioè che avevamo, non eravamo noi. È come dire, no? Noi italiani, quando noi sappiamo benissimo che fino al 1860 l'Italia non era italiana, l'Italia era una serie di stati indipendenti con culture talmente tanto radicate e profonde che non avevano niente a che vedere i siciliani con i lombardi. O anche i Veneti, per dire, con la Repubblica la Serenissima. I Veneti con la Repubblica Serenissima già un po' meno, perché quando sono migrati con l'arrivo dei barbari nel Comacchio, per capirci, lì è la popolazione veneta che si sposta. Mi spiego? Ha dovuto spostarsi. Ok, e quindi c'è questo legame, ma che tu mi vai a prendere, che ti posso dire, in Roma, quelli che dicono gli italiani all'Italia, Roma, cioè ma tu ti rendi conto Roma da quante popolazione è stata intrisa? Pensa soltanto agli schiavi importati da tutte le parti del Mediterraneo e che poi poveracci sono rimasti a Roma. Secondo te noi siamo i figli dei romani? Anzi, io sono più che convinto che quando più ci si mischia e più beneficiamo. Ti racconto questa: la sorella di Nietzsche era un nazista antilitteram e si sposò con un signore che si chiamava Foster. Infatti lei si chiamava Elizabeth Foster Nietzsche. Si mise in testa questa tizia di creare la razza ariana e prese una comunità di ragazzi tedeschi con sangue tedesco, secondo lei al 100%, e li portò in Uruguay fondando una comunità. Lo sai che ancora oggi nascono bambini con delle deficienze così elevate che si è dimostrato, grazie a lei, che voleva la razza eletta, in realtà ha formato la razza dei deficienti, che se non ci sono continui flussi di sangue, l'uomo radicalizza e estremizza tutte le malattie endemiche che in qualche modo nasconde. Sì, e quindi anche i ritardi mentali. Mi spiego? È chiarissimo questo che ho avuto modo di leggere anch'io diversi articoli su questo, che effettivamente è per quello che dico, l'essere umano è fatto proprio per girare il mondo, io dico. Perfetto, io lo credo
E credo anche che un'altra caratteristica dell'essere umano è il rispetto, per cui se io vado in Turchia mi muovo sapendo che sono ospite in un paese, così come se vado in Egitto mi muovo sapendo di essere ospite in un paese, così se vado in Inghilterra mi muovo sapendo di essere ospite in un paese e pretendo che chi viene ospite in Italia segua e sia regolarizzato da quelle che sono anche le nostre usanze, perché questo è un rispetto del territorio e della mentalità. È il rispetto di una famiglia, di un'abitazione, di una casa, Certo, di un essere. è quello. Quindi... Non è nazionalismo, è No. diverso il nazionalismo è radicamento, e quindi il pensiero che la tua nazione sia migliore delle altre, per dirci. Quello è un altro tipo di impostazione. Il rispetto è accettare la diversità come momento di confronto. Anzi, è motivo di apprendere qualcosa di diverso. Certo, e per questo adesso bisogna svegliarsi, e non scherzo, su quello che è la propaganda e su come questo muova a un fattore che non è legato alla persona, ma bensì alla strumentalizzazione della persona a livello ideologico affinché vengano diffuse e propagandate determinate conoscenze che non sono reali. Perché vi ricordo che nel 1936 il buon Hitler, è ironico chiaramente, no? Perché poi la gente guarda il dito e mai la luna, no, è meglio precisarle certe cose, ha parlato di razza ariana, definendo razza ariana i tedeschi, ok? Si era dimenticato anche il buon Hitler che anche loro venivano da un mondo barbaro che era dell'est. Non per niente lui classificava quelli dell'est come schiavi, slavi, ok? Perché diceva che erano buoni al lavoro, ma i famosi tedeschi di cui sopra non esistevano più, i veri, quelli diciamo germanici, perché nel frattempo sono arrivati talmente tante altre etnie, a cominciare dai franchi che hanno dominato la Germania per tanti secoli, a continuare i vandali, i visigoti, gli ostrogoti, cioè c'è stato di tutto e lui parlava di razza ariana. I Galli, anche quelli. I Galli erano diciamo quelli prima, ma i Galli erano più della parte francese. La parte questa qua era quella diciamo collegata più a Vercingétorix con i Galli, ma erano la parte druidica, per capirci. Sì. Era la parte più collegata a Odino, alla divinità maschile. Noi invece eravamo collegati alla divinità femminile. È sempre un piacere ascoltarti sul serio. Perché a volte si è abituati a ascoltare determinate cose, però nel tuo parlare, perlomeno questo è un mio sentito personale, metti in luce che bisogna dubitare di tutto, cioè che parte sì, quello sì, dico. Sì. Di fare delle riflessioni, cioè di soffermarti un attimo e dire però, vedi, io un po' anche i retaggi culturali per carità e quant'altro, e anche la scuola perché ormai sono passati anni, insomma, perché io mi sto avvicinando ai 70 di conseguenza diciamo, però mi fa piacere sentire questo perché mi aiuta, diciamo, a prendere più consapevolezza. Ecco. Luciano, prendi consapevolezza che la tua conoscenza equivale a 3 lauree prese online oggi. È uno scherzo, Perché io ho visto gente che si millanta a essere laureata in storia e parlare di cose che non esistono a livello scientifico a nessun livello. Guarda che io dubito tantissimo della scienza, sono un'epistemologa, quindi il mio problema è proprio dare radice alla scienza. Però sentire questa gente che millanta con la pseudolaurea di conoscenze che non hanno, perché non hanno documenti che possono asserire quello che vanno millantando, ok? Proprio per quello che ti ho detto prima, perché costruire un mito è più facile che parlare di storia. Raccontare, che ti posso dire, di comunità extraterrestri che hanno abitato la Terra è più facile.
che dimostrarlo. Cioè, mentre tu quando vai a parlare di determinate situazioni e ti vai a studiare uno Zaccaria Sitchin, ok? E ti rendi conto che quello veramente ha fatto degli studi seri in proposito, è diverso da un millantatore che si inventa una comunità extraterrestre che è arrivata sulla Terra milioni di anni fa e non c'è neanche una prova. Perché io posso non avere la prova di Nibiru, però quando vado a vedere le tavolette assiro-babilonese, io conosco veramente bravissimi ricercatori che hanno perso il loro tempo e continuano a strutturare il loro tempo su conoscenze oggettive, cioè quelli per me valgono più di 100.000 millantatori che sono seguiti da masse prostrate e asservite culturalmente, perché con queste masse poi non ci puoi neanche dialogare, in quanto pensano che tu, provenendo da questo tipo di struttura culturale e mentale, non capisci niente. Lo capiscono loro perché gliel'ha detto Ortizio, che si è svegliato la mattina. Infatti, sai, io sono arrivata ad essere quasi razzista, e questo lo confesso. La prima cosa che chiedo a questi ricercatori è: che mestiere fai? Perché quando mi accorgo che non hanno un mestiere alle spalle e che ci vivono di queste millanterie, francamente mi tengo ben lontana, perché capisco perché hanno bisogno di assoggettare la popolazione, perché con quelli ci mangiano. Mi spiego? E quindi io non voglio che le persone diventino mucche da mungere da gente che non fa altro che vendere cose che non appartengono alla cultura, perché quando tu mi vendi un libro creato con l'intelligenza artificiale e sai che io non lo potrò leggere, perché la maggior parte di questa gente se compra libri e non li legge, questo è il dramma, perché se li leggesse forse lo spirito critico verrebbe fuori da rendersi conto che paragonando due libri sono scritti alla stessa maniera, perché l'ha fatta l'intelligenza artificiale. È il copiatore seriale. È apposta. Ma non lo fanno, perché loro vedono la copertina, il titolo e l'autore, e quello va bene. Però ti assicuro che in mezzo a tanta polvere c'è anche la sostanza, perché magari lo trovi due persone veramente colte, che magari non hanno avuto bravi editori e intelligenti editori che li hanno pubblicati. E io, guarda, scusami, adesso devo fare un po' di propaganda, ti chiedo venia. Anch'io ho pubblicato con una casa editrice che spesso vive di altre esigenze. Ma perché? Perché ho pensato che piuttosto di andare a prostrarmi nelle varie case editrici a dire me lo pubblichi, era la cosa migliore e poteva raggiungere facilmente il pubblico. Vuoi sapere come è andata a finire? Che i professori universitari mi hanno fatto elogi a non finire. La gente, quella famosa gente di cui sopra, uno addirittura ha scritto: che noia questo libro, non rendendosi conto che le scoperte che stanno avvenendo sono tutte collegate a quello scritto, perché quando tu vai a parlare di puntatori solari, e in questo momento mentre io parlo con te stanno facendo in Sicilia un convegno sulla scoperta di puntatori solari, per dirti quanto è importante la funzione del tempo. Ma questo sarebbe la dea nel suo giardino, per caso? No, si chiama Ara, il romanzo della Gurfa, sì. Okay. Ma quello è collegato alla nascita del mito di Demetra, che è il mito più importante del Mediterraneo, perché è collegato alla diffusione del grano nel Mediterraneo. Prima, quando dicevo la popolazione è la stessa, erano tutti popoli che mangiavano il pane, e non per niente la comunione viene data dal pane e dal vino, erano popoli che condividevano il pane e il vino. Mi spiego? Cioè, questo intendo, questa è la cultura, perché io non ho scritto quello che ho scritto da me, non sono andata dall'intelligenza artificiale, sono andata dai professori universitari e umilmente ho chiesto aiuto, perché è così che impari, nel rimanere piccola, in quanto c'è sempre qualcuno che ne sa più di te. Un esempio per tutti: io avevo scritto che una determinata stoffa era colorata coi peperoni. Un mio collega bravissimo che ha visionato il libro mi ha detto: guarda che i peperoni sono arrivati in Europa con la scoperta dell'America, ti sei confusa, e mi ha detto le indicazioni. Cioè, questa cosa la puoi fare solo se di fronte a te a una persona colta. L'intelligenza artificiale una cosa del genere non la vede. No. Mi spiego? Certo.
Sono stata brutale nel raccontarti le cose, ma certe volte, come diceva il buon Socrate, bisogna utilizzare l'arte della distruzione per poter costruire. Perché Allora, prima non un bravo distruggi. allenatore ti deve caricare, non ti Perfetto, deve dare spianare la strada. perfetto. Hai Quindi, compreso bene, proprio l'idea era quella. Cioè, essere brutali in qualche modo fa scattare la molla per cui tu dubiti. E come diceva, l'ho citato prima e avrei chiuso proprio con questo, il buon Cartesio, l'evidenza è riportare le cose semplici alle cose semplici. Perché se non impariamo a riconoscere il nostro tempo con i problemi del nostro tempo e andiamo a pensare, che ne so, a Shangri-La, per non offendere nessuno, e i problemi di Shangri-La e il re del mondo che sta sotto la montagna a dirigere le sorti del mondo, noi non faremo nessuna grande rivoluzione, perché è quello che ti vogliono far credere, che c'è sempre qualcuno al di sopra di te, mentre invece la coscienza libera, diceva Hegel, ce l'hai tu. Sei tu che fai la rivoluzione, ma la fai prima di tutto dentro di te e poi nei confronti del mondo. però stiamo vivendo un periodo storico non dei migliori. Che so, ma secondo te una guerra mondiale era un periodo storico migliore? No, Una carestia era un periodo storico migliore? ma Una pestilenza che ammazza un terzo della popolazione è un periodo storico migliore? Ma per è la favore, questo è il tecnologia, relativismo culturale, è ogni tempo ha il suo dramma. sì, ogni tempo sì. È la tecnologia in questo momento che io la vedo come quella più deleteria, perché manca un'educazione a utilizzarla. Allora io ti do la cura. Leggiti Vita di Galilei, scusa, di Bertolt Brecht. Sta esponendo, cioè lui espone proprio il tuo dramma. Quanto il cannocchiale, chiamiamolo cannocchiale, ma ti ribadisco è telescopio, che è un'altra cosa, ha cambiato la vita di queste persone che hanno vissuto tutta la loro esistenza piegando la schiena e dicendo ci sarà il paradiso, e poi arriva Galileo e dice guardate che il paradiso non c'è, non sta dietro il cielo della luna. Allora, secondo te quella gente che ci ha fatto E poi viene le guerre, spiazzata, si mi spiazza. spiego, era meno drammatica che la tua visione? È uguale, l'uomo cambia il problema ma rimane lo stesso, perché ti ribadisco, mia madre che è vissuta durante la seconda guerra mondiale, non credo che il suo era un periodo migliore, perché poi si sono dovuti ritirare su le maniche dalla fame. Sì. Noi la fortuna che abbiamo, la fame ancora non ce l'abbiamo. Sì, E sì, già è no, buono, perché ci sono popoli che stanno alla fame, ci sono popoli che non hanno l'acqua, ci sono popoli che non hanno il diritto di vivere. Porca miseria, ma prendiamo coscienza di questo, no della tecnologia. La tecnologia si distrugge. Non è che ti dico di tornare come ai tempi dell'Ottocento, quando c'era il luddismo, che distruggevano le macchine perché secondo loro portava via il lavoro agli operai. No, questo no. Ma sapere che quella tecnologia è un aspetto della conoscenza, perché fino a che quella tecnologia non la metti a frutto nell'umano, e non lo potrà mai fare, non per niente Federico Faggin sì, l'ha o detto, Parisi sì, o sì. Roversi, cioè ti parlo di persone che veramente conoscono il mondo, ma nel loro aspetto reale, cioè nel senso che non quello che stiamo vedendo noi, perché ricordiamoci sempre, e basterebbe solo questo per far mettere in dubbio le nostre conoscenze, che la realtà che noi vediamo ce la fanno vedere i nostri occhi, che sono strutturati in maniera tale da decodificare il mondo per come lo conosciamo. Il mondo non è così, è una serie di atomi sparsi che noi, con la struttura mentale del nostro occhio, in qualche modo definiamo con le forme, come aveva detto il buon Platone. Mi spiego? Allora, se tu parti da questo concetto che neanche la realtà che vivi è quella che tu conosci, puoi conoscere altro? E per questo devi dubitare. Perché il nostro cervello è fatto per leggere gli ologrammi. No, il nostro cervello è fatto per conoscere la materia, che è diversa, perché noi a livello di sensibilità catturiamo la materia. Gli ologrammi non li catturiamo perché dovremmo riconoscere le onde. Questa cosa è strutturata a livello neurologico in maniera tale da vedere nell'oleogramma una rappresentazione di massa. Spero di essere stata chiara. Sì. Ok. Io sono rimasto senza parole.
Ma ti ho detto che sono epistemologa, quello è il mestiere mio, cioè non mi puoi venire a sfriburiare le cose che mi piacciono. Ci mancherebbe altro, anzi tutt'altro. È quello che manca, anzi ci vorrebbe di più, ci vorrebbe molto di più. Ma Anzi. ci vuole quello che ci vuole, tesoro, perché è una cosa che ho imparato, e questo devo ringraziare un mio amico che a livello psicologico è stato molto bravo, diciamo, e mi ha detto: ogni cosa accade perché deve accadere. Ci ho messo tanto per capirlo, perché ognuno di noi vive i suoi traumi, vive i suoi drammi, vive le sue economie, pensando che è l'unico a viverle, che è sfortunato e quant'altro, e poi mi sono resa conto che aveva immensamente ragione, perché ogni cosa accade perché deve accadere, era giusto che accadesse, altrimenti oggi noi non potremmo parlare. Anche questo fa parte dell'accadere. Il grande Battiato, alcune canzoni sue richiama Tutto è scritto, quindi e ritorneremo. Il grande Battiato ha fatto il suo percorso spirituale. Anche lui è partito dalla materia, perché tu sai che è andato a Milano, che in qualche modo faceva parte del coro della moglie di, come si chiama quello, Garber, quindi la Colli, non so se sì, Ombretta Colli. Ok, Ombretta Colli. Cioè lui ha fatto il musicista, poi ha avuto la sua crisi di coscienza in America e lì ha cominciato a vedere il mondo con occhi diversi. È stata la sua fortuna ma anche la sua sfortuna, perché ricordati sempre che quando più ti elevi più ci sarà gente che ti riempirà di merda. L'ho detto in maniera brutale, ma almeno è chiaro. Quando ci vuole ci vuole. O vogliono essere come te o ti distruggono, perché il dramma è questo: più ti elevi e più ti riempiono di merda. Ricordati quello che gli hanno fatto a Battiato, anche quando gli volevano dare la laurea, no? Ad honoris non gliel'hanno data. Tanto per dirci, l'hanno data a un altro che io non stimo assolutamente, come si chiama quello lì di Alba Chiara, porca miseria, pensa sì, Vasco Rossi. Vasco Rossi, cioè dare una laurea a Vasco Rossi con i testi di Vasco Rossi, che sono carini, nessuno mette in discussione la sua bravura, rispetto a un Battiato, ma tu ti rendi conto? Un altro, Giovanotti, ma vogliamo parlare di Giovanotti? Che è uno asservito al sistema al 3000 per 1000, che è uno che ha detto cose terribili su tutto, altro che demoniaco. Qui si parla di demoniacità della cultura, no? Parliamo pure di questo aspetto, parliamo di quanto queste masse vengono indottrinate a seguire certi percorsi perché poi vengono incanalati in certi settori energetici. Sì, poi anche questo va messo in discussione, perché la propaganda questo fa, tira i fili a un certo punto di quelle che sono le energie. E tu che mi hai detto che sei un elettrotecnico, sai quanto noi emaniamo energia, lo sai benissimo, il campo nostro. La nostra aurea è energia. Allora, se tu hai un'aurea che in qualche modo è assecondata, io ho visto in questi raduni fare dei rituali, ma io vengo dal mondo, diciamo, specialistico e quindi è chiaro che certe cose le riconosco al volo, di cattura energetica delle masse, che tant'è vero che ne ho parlato con una, non faccio il nome perché non è corretto, ma una persona io trovo meraviglioso, una che ha girato tutto il mondo e quant'altro, e le ho detto: guarda, stanno praticando una messa, perché prima si andava in chiesa ed era un tipo di percorso, adesso si va a questi raduni cercando di praticare attraverso questi rituali l'acquisizione energetica di queste masse che pagano, perché questa gente il dramma è paga pure il biglietto per andarsi a prendere, per catturare l'energia, ti rendi conto? Sorrido perché guarda, hai perfettamente ragione. Il bello è che io pure ci sono cascato. Ci siamo caduti tutti, sì. Non ti preoccupare, però l'hai detto prima tu, poi dopo è subentrato la domanda, il dubbio del dire perché, come. Qualcosina dentro di me il campanellino tin tin ha risuonato, ecco, perché la tua coscienza in qualche modo era già sviluppata, vedi che stai tornando alla filosofia e stai tornando ad Hegel, cioè fino a quando noi non lasciamo sviluppare alle persone lo spirito critico, noi non avremo persone che hanno in risonanza la possibilità di comprendere quello che è vero da quello che è falso, perché ti risuona. Non scherzo, quando tu senti una persona che sta dicendo la verità ti risuona, quando ti racconta il mito tu dici sì, ma perché ti piacciono le favole,
A tutti noi, io sono stata incantata da piccola di tutte le fiabe del mondo, adesso ho una collezione di favole di tutto il mondo, mi piacciono da morire, però sono favole. Io seguivo volentieri De Crescenzo quando raccontava i miti greci. Ecco, De Crescenzo per esempio non era amato da Umberto Eco, perché Umberto Eco, essendo un tecnico, vedeva in De Crescenzo uno, io l'ho conosciuto De Crescenzo, ho avuto anche la fortuna di essere premiata in una manifestazione con lui, era uno che aveva capito bene l'andazzo, nel senso che aveva abbassato il livello ad una platea vastissima di ascoltatori, torniamo al discorso di prima, parlando in maniera semplice, ma il mito di Platone raccontato da De Crescenzo non è quello che ti posso raccontare io. Mi spiego? Sì. Perché raccontato da De Crescenzo è il mito di un incontro tra amici che in qualche modo stanno parlando dell'amore e ti racconta il mito. Ma il mio lavoro non è quello, il mio lavoro è farti decodificare il mito, non attraverso la piaggeria di questa gente che non ha neanche la specialistica, ok? Perché questa gente quando ti racconta il mito di Platone, la caverna, quanto mi piace, guarda, io godo, avrò sentito versioni del mito della caverna, almeno una trentina di versioni, una diversa dall'altra, addirittura una folle una volta disse che era legata alla quarta dimensione e che aveva a che fare con l'energia quantica. Io, guarda, ridevo piegata in due e mi hanno dovuto portare via perché ridevo proprio guarda, perché poi questa gente non si rende conto che spesso ci potrebbe essere qualcuno che la capisce. Utilizzano questi linguaggi dando per scontato che quelli che hanno di fronte non capiscono un tubo. E dentro di loro se la ridono alla grande. Certo, ma io conosco pure gente che dice sì, lo so che dicono cavolate, ma intanto io ci mangio. Ti ho detto prima, guarda, non scherzavo, io sono molto dura su questo. La prima cosa che chiedo è che lavoro fai. Perché quel chiedere che lavoro fai ti fa rendere conto se stanno speculando sulla cosa perché ci devono mangiare, ci devono campare pure loro, ok? Oppure se lo fanno perché è una ricerca vera. Perché se la ricerca è vera, allora ti porto un esempio stupido. Io sono stata l'altro ieri ad un convegno all'ambasciata rumena su un ricercatore rumeno importantissimo, il quale ha tirato fuori dell'Italia delle costruzioni e dei manufatti che fino ad allora nessuno aveva mai studiato. Ok? Allora, secondo te, a quella conferenza chi c'era? Il popolo? No, c'erano tutti professori universitari. Il popolo gli si dirà che quelli l'hanno costruito gli extraterrestri. Io ho litigato con un mio amico carissimo in Sardegna che era convinto che la Torre Eiffel non l'avessero fatta gli esseri umani. Gli ho dovuto portare le fotografie perché per fortuna allora fotografarono momento per momento della Torre Eiffel costruita dagli umani. E ti ho portato un esempio per non dirti altro, perché se veramente dopo scendiamo nella parte più sconnessa della defecazione, così ci capiamo al volo. Mi spiego? No, ma io sono più che convinto che volutamente alcune elite ci stanno... Ma certo, ma tutte queste cose sono tutte gestite dalla massoneria, Sì. Dietro tutti questi grandi raduni c'è sempre mamma che comanda. Perché? Perché in qualche modo le masse le tieni buone così. Ti ho detto, gli dai la favoletta, gli addormenti l'ipotalamo, gli accarezzi, il fatto che loro si vogliono sentire colti, sono quelli che sanno le cose che tu non sai. Oh, vuoi mettere? Io so una cosa che tu non sai, ma che me frega a me? Cioè, è questo la pazzia dell'umano, anche perché... il dover competere su ambienti e conoscenze che pensando che in qualche modo ti elevi, ma non è così. Guarda, io mi auguro che mi sentiate e quelle persone intelligenti vadano alla Scarsola, ci vadano, è un luogo meraviglioso in Umbria dove un architetto, Tommaso Buzzi, ha creato un borgo per il risveglio della Pineale. Io ci ho scritto 2 libri su quel borgo. Vi prego, andate, c'è una persona straordinaria che si chiama Marco Solari, è il proprietario del borgo, che vi illuminerà su quella che è la cultura e quella che non è la cultura, perché lui attraverso il metodo ironico-socratico vi distruggerà le vostre certezze e uscirete da lì che vi farete dei sani dubbi. Allora, un saggio hai scritto, hai detto su Marco Solari?
No, io ho scritto 2 libri sulla scarsuola, uno è uscito, è già stato esaurito, non ci sono più libri, e adesso esce un altro, grazie a una mia amica di Lugano che ha una libreria ed è una persona straordinaria, molto veramente preparata, competente e ama la cultura con la C maiuscola, infatti nella sua libreria fa degli eventi straordinari e ti stavo dicendo, e pubblicherà lei il mio libro. Ma come tu ben sai, io sono esperta in giardini esoterici, quindi sono giardini sapienziali che risvegliano la conoscenza e quindi in qualche modo non hanno a che vedere con le masse, ma hanno a che vedere con la nascita della coscienza e, come diceva Hillman, lo sviluppo della coscienza. È quella. Beh, allora, un attimo che ho alcuni messaggi qui. Eh, Immagino allora, che mi stiano massacrando, no, giustamente, no, fanno no. bene. Allora, Beppi qua dice, come si chiama? Ho il piacere di avere qui in questa chiacchierata Caterina Luisa De Caro, che è una professoressa di filosofia, storia presso un liceo. Poi Paolo dice complimenti per la trasmissione, da farne molte, perché in effetti ti ho detto, guarda, hai la capacità di mettere i dubbi, dico Ma io. io devo mettere dubbi al mio lavoro. Appunto. Poi Roberto da Mirano qua dice quella che definiamo tecnologia io la riconosco stupida. Adamo mi dice guardate che Vasco Rossi è un grande ebete ed è stato laureato, chi lo ha laureato sono dei paiassi, in Veneto paiassi sono pagliacci. Mi sono anche dimenticato di dire che anche tutti quelli che vanno ai concerti di Vasco Rossi sono ebiti anche loro, dice Adamo. No, quello no, Mm. perché non possiamo dirlo. Ricordatevi Alcune che il cose appunto. sentimento, lo ha detto Kant, è quello che in qualche modo dà senso alla nostra Mm. esistenza, anche quando conosciamo le cose e ci innamoriamo, è come se non conoscessimo nulla, perché siamo talmente presi dall'amore. Quindi le canzoni sono poesia e in qualche modo toccano i sentimenti. Io non mi sento di giudicare chi va a sentire Vasco Rossi o Giovanotti, Come mi sento anche di giudicare Giovanotti e Vasco Rossi perché sono degli addormentapopolo, quello sì. mm, come gli ideali. Gli ideali nascono sempre, io dico, nobili. Poi nel tempo perdono qualcosina e ci sono anche dei grandi autori. Io cito adesso per citarne uno per tutti, per dire Guccini, alcune canzoni. Ti prego, non mi tocca a Cuccini, Ecco, no, 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 Ti dicevo, prego. io Guccini, tantissime canzoni, Eh, anche l'ultima Thule e via di seguito, eh, l'ultima che ha fatto, però sono rimasto un pochino deluso per quanto sì, concerne il comportamento nel perfetto. periodo, solo quello, tutto lì. Sì, sì, guarda, Eh, anch'io, però bisogna anche dire, e adesso mi uccideranno, che l'età in qualche modo diventi molto più fragile e non hai la sicuramente, capacità del leone come è stato in tempi che noi sappiamo essere stati sicuramente, durissimi, perché perché io pure ho perso un po' di forza eh, aggressiva. e quindi eh, c'è il suo essere entrato in certi mm, canoni quando prima si dichiarava anarchico e si dichiarava contro il sistema, adesso invece addirittura si è schierato con una corrente politica che secondo me per anni ha sempre mm. dispersato, cioè me lo ha fatto veramente mettere in dubbio, però mi rendo pure conto, oggi ha fatto 86 anni Cuccini, proprio oggi, Ah, e quindi che a 86 anni non hai la forza e la rabbia mm. di come ce li puoi avere a 50, 40 e 30, perché a 30 anni eravamo tutti leoni, l'ho detto prima, tutti incendiari, a 80 magari sei pompiere perché non ti riconosci neanche nella società in cui vivi. Certo, poi abbiamo Arianna, bellissima trasmissione, la tua ospite mi incanta, vorrei il nome, i suoi libri. Allora, come ho detto, è Caterina Luisa De Caro e su Ibis e su altre piattaforme troverai appunto i libri. E poi non so se vuoi aggiungere qualcos'altro tu, Caterina. Io vi invito a trovarli perché sono quasi tutti esauriti e mi auguro che vi piacciono e sono percorsi iniziatici di giardini filosofici, quindi molto particolari
E come ho detto ad altre persone, mi auguro un giorno di vedervi in presenza. Non so se avrete voglia e tempo, però mi farebbe tanto piacere cominciare a scardinare per esempio la funzione del lucro, perché la devono anche smettere di poter lucrare sull'ingenuità delle persone. Quello sì. Adesso vediamo se riusciamo verso fine settembre o ottobre, ecco, di trovare una data così in presenza, così anche per il pubblico di Gamma 5 per poter approfondire e anche per, diciamo, rendersi conto che le cose possono cambiare. Sì, allora ricorda al pubblico, e sono i 2 secondi che mancano, che ogni grande rivoluzione è nata dal piccolo. Gesù Cristo era solo ed ha iniziato con 12. Adesso ci sono milioni, se non miliardi di persone che conoscono la parola del Cristo. E ogni rivoluzione nasce sempre così, nasce dal singolo e poi si trasporta piano piano. Quindi non vi demoralizzate mai, perché ogni cosa ha il suo tempo ed ogni cosa è giusta com'è. Un abbraccio a tutti. Grazie di cuore, ci stiamo appunto avvicinando alla chiusura. Caterina, io ti ringrazio di cuore, grazie per ciò che mi hai trasmesso anche a me e presumo anche a altre persone qui della radio. Grazie. Una Ciao. risentirci e Una buona un buon domenica tutto. a tutti. Buona vita. Arrivederci. Grazie, ciao. Bene, con questo abbiamo chiuso questo intervento con la professoressa Caterina Luisa De Caro, anche perché il nostro Lorenzo Speed sta scaldando i motori in pre-regia e di conseguenza poi vi porterà con della buona musica. Io adesso completo la registrazione, che poi gliela devo girare. Noi ci risentiremo adesso domenica prossima e buona continuazione di giornata.